Che dite ragazzi, ci facciamo qualche partita? A 5 minuti più 5, vediamo un po' chi incontriamo come avversari. Sempre coi neri, sfiga, sempre coi neri. Avversario, dov'è? Filippine, 1500 punti. Ok, se questo ci batte, ci massacra, ci toglie 18 punti. E proviamo qualcosa di moderno, dai. Vediamo cosa mi dirà, chissà. Allora, i giocatori a 1500 punti sono forti, non sono da sottovalutare. Esatto, questa spinta mi... Questa spinta mi puzza. Mi puzza questa spinta. Sì, non penso sia buona, sai? E 6 ho subito il contatto. C6 anche ho subito il contatto. C6, C4. Cattura. Non penso sia particolarmente buona. Però giochiamo tranquilli. Facciamo il doppio fianchetto. Queste prese di spazio così subito, secondo me. Ok, mi hai chiuso l'alfiere bianco, e questo è vero, però mi ha aperto l'alfiere nero, no? E 6 io te la faccio. E 6 te la faccio. Se faccio D6 e 6 non posso più farla dopo, quindi e 6 te la gioco. Mhm. Catturi, non si arrocca più né uno né l'altro, ma è il rischio del mestiere, no? Su questa c'è la spinta, cattura, no, non penso faccia particolarmente paura. Questa qui, cavallo alato. Vai, cattura. Anche la cattura forse era da considerare, però lasciamo tutto così com'è per ora. Strana, come partita. Allora, io vorrei arroccare corto appena possibile e penso che alla prossima mossa riesca a farlo. Ok, questa non penso sia buona perché credo che con questa ho un buon gioco. Cambio dei piani, bisogna essere sempre pronti a cambiare i piani. Adesso perdo un tempo, giocherò di 6 e poi il cavallo si andrà a piazzare sulla casa C5. Ok, ora la casa C5 la controllo io e quindi quello sarà il buco per il mio cavallo, no? E magari prima di mettere il cavallo qui mi assicuro che non possa essere scacciato, quindi giocherò A5. Creerò anche a lui un buco per i cavalli, però insomma non si può avere tutto dalla vita. Lui vuole sfianchettarmi ed è del tutto lecito come cosa, è tutto lecita come cosa. Ed è del tutto lecita. Mi sfianchetta, poi spinge la torre. Non ha tutti i torti, a volermi sfianchare. Potrei giocare H6 per ritardare il mio arrocco. Il problema è che dopo non posso più arroccare. Quindi facciamo così. Facciamo così, sfianchettami pure, io arroccherò dopo, cambio gli alfieri e partirà un H4, H5 immediately. Ma questo cavallo, sempre pronti a cambiare piano, può andare in F6. È vero che vuole andare in C5, ma sempre pronti a cambiare i piani. Ok, per ora penso che la situazione sia abbastanza sotto controllo. Il centro ovviamente ok, vuole impedire questa. Io a 5, nulla mi vieta di giocare a 5 e la farò, soprattutto perché le sue torri non comunicano, quindi gioco questa. Lui spinge, è praticamente obbligato a spingere, altrimenti se mi cattura io ho la torre attiva. E sulla spinta si è creato veramente il buco per il mio cavallo. Ora a 3 non la può fare perché cattura, poi perde la torre. Ok, però è stato bravo perché ha visto che volevo piazzare il cavallo lì. Ok, ora adesso ho la torre attiva, la torre è sostenuta, quindi non ho paura di eventuali attacchi a raggi X. Ok, sono costretto ad arroccare. Oppure catturo, la tua regina viene qui. No, troppo pericolosa lì la regina.
Facciamo quello che arrocca. Arrocca e ovviamente premove di re su alfiere. Ovviamente ora parte sicuro. H4, H5. No? Non è partita? E se non è partita gli daremo una mano. Allora, qui F5 mi piace molto giocare, però prima di giocare F5 dovrei giocare H6 per evitare che lui possa prendersi poi questo buco. Quindi se gioco H6, H4, F5, H5, io ho questa dopo. Sì, penso di star bene. Quindi ancora una volta cambio dei piani, quindi il cavallo qui ci andrà, ma credo che sia ora più importante fermare questa roba qui con F5. Cioè voglio contrattaccare con F5 perché sennò devo mettere la donna qui. In che modo posso attaccarti di qui? Non ho tanto modo per attaccarti sull'ala di donna, nonostante qui ho più attività. Potrei provare a giocare cavallo C5, cavallo B3. Cavallo C5, cavallo B3. Molto carino. Tac, scacco, vai, andato. Cavallo B3, sfruttando ovviamente attacco doppio e la torre che è inchiodata. Sì, eccolo. Ma intanto questa penso che nessuno la impedisce. Donna G5, H6, intermedia, perché donna G5 catturo qui, H5 secondo me inizia a diventare veramente brutta. Quindi su donna G5, H6 intermedia o forse F6. Ok. Buono, abbiamo la qualità, scacco, deve portare... muove il re! Questa ti giuro che non me l'aspettavo. Questa ti giuro che non me l'aspettavo. Per niente, tra l'altro. Wow. Ok, ora dobbiamo solo difenderci. Se noi ci difendiamo bene, vinciamo la partita perché abbiamo la qualità. Quindi, sto cavallo. Cavallo qui niente. F5 arriva questa. H6 ora credo che sia troppo tardi, no? Perché ti arriva il sacrificio. Torre H8 devo giocare? Spinta. Ah. Sono un attimo in difficoltà. Alfiere qui e questa giocherò. Tu mi catturi. Io ti catturo con scacco. E poi ti catturo con F, scacco, alfiere, spinta, catturi. Catturo con scacco, catturi di pedone. Catturo col pedone H, donna H6 scacco, re F6, donna H... Difficile da calcolare. Tac, 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 cavallo, non serve a niente, cavallo, scacco, tac, matto. Sono in difficoltà seria. Siccome sono in seria difficoltà e non riesco a calcolare bene, H6, spinta, spinta, F5, tac, F4, vai. No dai, non posso giocare questa, l'ho fatta. Su H5 c'è F4, chiudo la diagonale alla donna. Se mi cattura potrei andare di cavallo, onestamente. Mi piace quella di cavallo. Mi piace molto andare di cavallo. Mi piacerebbe molto andare anche di torre, che gli chiudo qui, che non sarebbe male anche di torre. Forse torre più che cavallo. Cavallo, ci sono belle cose col cavallo. Devo decidermi bene se torre o cavallo. Torre e togliere lo spazio al cavallo, questo è poco ma sicuro. Torre, cavallo, spinta, ma torre meglio, perché il cavallo comunque
Che fa qua? C'ho questa, tac, tac, donna H6. Donna H, se arriva donna H6 sono guai, seri, serissimi. Quindi H5 gioco F4. Cattura per gioco torre. Sì, con la torre devo andare perché devo bloccare, devo assolutamente bloccare queste robe qui. Il cavallo che arriva qui per mettersi nel buco è il momento buono che entra in gioco anche l'alfiere. Usti. Questa te la gioco. Tac, tac, scacco. Questa non te la posso non giocare, no? Ti catturo qua. Scacco. Questa te la devo giocare per forza. Oh, dimmi che prendo matto adesso. Scacco qui. Non posso parare o se no perdo la donna. Però posso andare... Se vado qui... Vado qua. Cazzarola. Adesso sì che posso pararmi col cavallo. Però poi mi cade anche questo. Brutta situa, brutta situa. Scacco, cavallo, scacco, re. Mamma che brutto, che brutto, che brutto. Vorrei andare qui ma non ce la farò mai andare dall'altro lato. Qui mi becco gli scacchi. Che brutto, che brutto, che brutto. Tac, tac. Tutti i pezzi in gioco, tutti i pezzi in gioco, tutti i pezzi in gioco. Tutti i pezzi in gioco. Vado qua, vado qua. Ah no, ho perso per il tempo, non ci credo. No, non ci credo. Chiediamogli la rivincita. No, non ci credo, ho perso per il tempo. Vediamo come stavamo messi se vado in analisi. Sì, avevo un discreto vantaggio, ma che cacchio, caspita, devo giocare qui? Donna G8. Donna G8. Certo, donna G8. È difficile qui, con tutti sti cavalli. Difficile. Porca vacca. L'abbiamo persa, ragazzi. Siamo lenti come dei macachi. Chiediamone un'altra. Adesso vogliamo la rivincita. Oh, un giocatore sui 1009, così se perdiamo non perdiamo in maniera troppo cattiva. Andiamo di difesa agli Ekin, difesa sottovalutatissima e fanno bene perché fa schifo. Ho comprato un libro recentemente su questa difesa dove neanche l'autore ci crede. Cioè, vi rendete conto? Neanche l'autore ci crede a quello che sta scrivendo. Bellissimo. Bellissimo, veramente. È pura poesia. Qui adesso dovrò catturare. A un certo punto, no? Perché prima o poi devi catturare. Urco, che diamine stai combinando? Sei serio? Sei serio? C5. No dai, questa non l'avevo mai vista. Non esiste. Di la verità. Di la verità. Costringendolo, invogliandolo a scendere. In teoria, ok, adesso si ritorna a casa, penso. Ok, sto perdendo abbastanza tempi, ma la mia idea è quella di cercare di indebolirlo. Questo farabutto, di giocare in qualche modo qualcosa. C6, per esempio, se gioco C6 alla prossima, io gioco C6, tu spingi, spingi, cioè sarà mica buono un pedone così avanzato, dai, non può essere buono. Non può, per definizione non può essere buono. No? E che cacchio, su. Cioè, adesso va bene tutto, ma è che? Come fa Enrico Brignano, mi fa morire, mi fa morire. Urco, ma che aggressività, ma da dove l'hai presa? Da dove hai tirato fuori tutta sta roba? Tutta sta roba. Andiamo così. E andiamo. E andiamo. Se gioco questa tu spingi. Io gioco
E raga, a mali estremi c'è poco da fare. Ora lui spinge, però, però io gioco neanche proprio farabutto con la U maiuscola. Ok, posso spingere qui così vado ad incastro. Spingo, spingo, spingo. Penso che sacrifichi lui, però facciamola questa. Questa va fatta. Questa va fatta. Così ovunque lui spinga io mi incastro. Donna di 2 per attaccare qui, re H7. Mamma che posizione! Invidiabile per il bianco ovviamente. Sì, qui ci saranno sacrifici, anche se io incastro, attacchi, incastra, qui c'è il mondo, cioè. C'è il re da solo, poverino, solo con l'alfiere. Difeso solo da un misero alfiere. Donna C7? Donna C7 c'è. Donna C7 c'è. Donna C7 c'è. Ok, donna D2 sono obbligato a giocare H7, però donna C7 c'è perché il suo alfiere è sospeso, però dopo donna D2 l'alfiere non è più sospeso. Non lo so come vuole continuare. Ok, sto prendendomi un matto di quelli elegantissimi. Ok, qui sacrificheranno alfiere 2, sacrificherà su H5. Donna C7, donna D2, alfiere C4. E alfiere cavallo C4. Sì, sì. Alfiere 2, perché vuole sacrificare su H5. Ok, giochiamo questa. Dovrebbe funzionare. Triplico la pressione qui e salvo il cavallo perché può andare in C4. E da C4 attacca sempre qui. Mizzica, raga, se mi salvo da sta partita, chiamatevi il salvatore. Tra l'altro, se io nel momento in cui riesco a mettere un alfiere in G4, mi sento libero. Però devo togliere sti cavalli. Terzo attaccante qui. Donna E2, tiene qua e tiene qua. Quello potrebbe essere un problema. Qui? Che succede se vado qui? Devo andare per forza linea, cioè, non ne ho tante, a dire il vero. Ok. Ora mi spingo. Qualcosa qui, sto cavallo è a rischio perdita, può andare solo in C4. Rischio perdita, attenzione. Rischio perdita. Io scacco e a lui lo obbligo a ritirarsi qui. Scacco di donna in B4 è potente. C'ho il pedone in D5 che sta vacillando. C'ho sempre questo, attacco su B2 e attacco qui. Credo che questa qui ci vuole. Donna di 2 tiene tutto. Cavallo C4, cattura, cattura e poi l'altro cavallo va qua. Sì, per forza, dai. Deve andare così. Se no, cavallo C4 subito. Tu spingi il pedone. Sì, cavallo C4, metto 3 attaccanti qui, no? Cavallo C4 subito. Cos'è che non va? Cavallo C4 subito. Cavallo C4 subito, B4, catturo, e porca vacca, dai, deve funzionare. 3 attaccanti qui. Oh, iniziamo a intravedere la luce in fondo al tunnel. La luce, la luce. Mostraci la luce. Dai, non sarà mica buona aver spinto tutti i pedoni così, così. Nella mia metà campo, ma come ti permetti nella mia metà campo di spingere? Che cacchio. Vediamo un po' come si risolve questa situa. Ok, attacco qui e fin qui ci siamo. E fin qui ci siamo. Serie A B3 siamo fregati. Stavo per dire altro, ma Serie A B3 siamo fregati. Siamo fregati. Catturo, 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 catturo. Finito tutto. Catturo. Cattura di cavallo. Cattura di cavallo. Cattura d'alfiere. Alfiere G5. Alfiere G5. La donna deve rimanere qui. Alfiere qui. Ma può andare anche in H2 in realtà.
Urco si sta ritorcendo contro. Se arriva B3. Arriva B3. Sto cavallo, dove lo mettiamo? Da qualche parte bisogna pur metterlo. Senti, ma se io gioco... Esatto, tra l'altro mi sta minacciando così. Io gioco B5. Sacrifico un pedone. Tac. Se io gioco questa, ti devio la donna. Ti devio la donna. Qui c'è qualcosa, per forza. Per forza. Se porto l'altro cavallo, B3. Cattura, prendo il tempo qui. Tac. Secondo me potrebbe funzionare. C'è questa, ma avevo visto che c'era qualcos'altro. C'era questa forse, no? Perché tu catturi qui poi. A4. A4. A5, scusami. C'è A5. A5, cattura. E mi catturi qui. E ti catturano, giusto, funzionava. Ho calcolato bene, porca vacca, una volta che calcolo bene, questa ora c'è, no? E dai. Però dopo c'è veramente quella, Tac, tac, deviazione, deviazione, deviazione. Uff, uff. Non so come, ma sto tenendo una situazione, penso, irrecuperabile. Adesso c'è donna B2 e il cavallo è sospeso. Donna B2, cavallo B2. Sono anche diventato dislessico nel frattempo. C'ho anche alfiere per e cavallo per. Mamma mia. Che gioco di precisione. Su questa abbiamo detto catturo. Ok. Ok. Ci abbiamo comunque cattura e questa. Questa ce l'abbiamo, sicuro. È anche vero che il suo alfiere dopo si sacrifica qui. Scusa, io c'ho questa subito in realtà. Tac, no, perché su questa tac va con la regina. Devo darti l'alfiere, insomma. Se io ti gioco se io ti gioco... Che ti gioco? Questa qui dai, già capito, devo darti questa. Perché? Perché ho fatto quella mossa? Che cacchio c'avevo in mente? Perché? Perché non penso? Perché non ragiono? Questa. Mamma mia, che brutta questa. L'unico modo per dare una sopravvivenza a questo cavallo. Adesso arriva ai 6. 6 devastante. Cattura qui, c'ho la debolezza in G6. Qualcosa devo fare, se no qui è serio, a cavallo qui. Spinta qui, qui. Qualcosa c'ho, qualche controgioco c'ho. Con 58 secondi. Qualche controgiochino ce l'ho. Tosta come partita, molto tosta. Questa deve fare. L'unica che mi viene in mente. Non può arroccare, c'è la donna. Altre mosse? Questa qui. Cavallo qui. Scacco. Alleggeriamo un po' la posizione. Cavallo qui, scacco, alfiere di 2.
cattura qui, cattura qui, cattura qui col cavallo. No, difficile, difficile. «21 secondi, attenzione che vinciamo noi per il tempo a sto giro». L'ha fatta. L'ha fatta, l'ha fatta, l'ha fatta. Qui ovviamente non posso andare di cavallo. Non posso andare di torre. Ok, alfiere o cavallo? Cavallo, scelto. Scelto che cavallo è meglio. Ok, siamo in gioco, raga. Non so come, ma siamo in gioco. Siamo in vita. Non chiedetemi come, ma siamo in vita. Non chiedetemi come. Che si può fare qua di intelligente? Questa? No, non è intelligente questa. Tac, tac, catturo di torre. Facciamo una roba così. Non so quanto sia intelligente questa mossa. Ok, ora forse questa c'è sul serio. Questa forse c'è sul serio. Mizzica, 2 pedoni passati gli do. F5, cattura, alfiere. F5. Bam, andata. Non si torna più indietro. Non si torna più indietro. Non si torna più indietro. Via. Si attacca qui. E ora il mio re è veramente l'unico difensore del cavallo. Intanto c'è questa. E poi ci sarà lo scacco. Poi ci sarà qualcosa. Re qui. E possiamo inventarci qualcosa? C'è qualcosa qui? C'è questa. C'è questa. C'è questa. Zitti tutti. Zitti tutti. Zitti tutti. Mamma mia! Mamma mia che partita! Ragazzi, questa io direi che è la partita dell'anno e la revisionerei molto volentieri. Partita dell'anno. No, aspetta, la devo analizzare col mio account. Attenzione, no, 73%, pensavo che era la partita dell'anno, invece vediamo un po'. Ok, bisogna catturare subito, va bene. Ok, quella G4 non è buona. Cattura, cattura, dice che sto meglio io. Qui a F6 anche consiglia, mamma mia che brutta, cavallo C6 subito. Alfiere qui va bene, comunque dice sempre un pelino meglio il nero. Ci vuole coraggio. Ci vuole coraggio, questa l'ho giocata. E 6 dice, mamma mia, ci vuole coraggio anche qui e 6. Se ti gioca questa? Cavolo di 5. Non lo so, non l'avrei probabilmente mai giocata neanche a tempo lungo. Ok, qui incastro. Va bene, mamma mia, cioè è stata una sudata dall'inizio alla fine. Ma era giusta questa, era giusta. Era giusta, meno giusta. Cavolo di 7. F per 6 dovevo giocare secondo il motore. F per 6 dovevo giocare su questa. Cavallo in D va in B6. E questo come lo tengo secondo te? Scusa, su una roba così? Ah no, magari non si può fare che c'è sotto l'alfiere. Vabbè, comunque sia, non è andata così. Ok. Che coraggio ragazzi, coraggio da leoni, alfiere, donna qui, matto in 3, donna in 3 subito c'era. Matto in 8, scusa, donna e 3, cavallo qui. Perché non ho visto subito lo scacco di donna lì? Perché avevo visto lo scacco invece con la presa di pedone. Qui donna C4 scacco, anche qui non l'avevo considerata. Perché avevo visto forse qua? Non lo so. Gioco cavallo lì che comunque dice che è buona e qui matto. Mamma mia. Difesa ma con contrattacco per tutta la partita, è stata veramente bella. Spero che vi siate divertiti, ci vediamo alla prossima, ciao!